Io approfitto subito quindi di alcuni spunti che sono emersi, però cerco più che altro un attimo di cambiare, ma anche alla luce di alcune recenti novità. Coinvolgo subito il Presidente Baban. Ieri, proprio sul Sole 24 Ore, è stata pubblicata una interessante indagine sulle PMI, no? Eccellenti. Una indagine che è stata proprio pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico proprio, no, sull'andamento delle PMI eccellenti. Ecco, sono emerse delle cose molto interessanti, no? Tanto che nell'ambito dello studio si è proprio fatto riferimento all'importanza dell'innovazione. Okay? Quindi, come naturalmente Presidente di Confindustria Piccola Industria, quanto è importante in questo caso l'innovazione per queste PMI e naturalmente come queste PMI eccellenti possono di fatto essere da traino per le altre piccole e medie imprese nel panorama italiano. Ok, grazie per avermi invitato e scusate anche per questo fatto poi di anticipare la relazione, il dibattito alla relazione. Sì, hai completamente ragione, oggi il fattore determinante è riuscire a trovare un'impresa che sia competitiva, quindi quello che è cambiato è il sistema di competizione. E tra l'altro quello che cambierà nel prossimo futuro, perché le aziende che hanno resistito a questo passaggio brutale dell'internazionalizzazione, della globalizzazione, hanno già cominciato a determinare un cambiamento radicale del proprio paradigma, del proprio modello di business. Ma quello che cambierà nel prossimo futuro sarà ancora diverso. Quindi in realtà il filo conduttore del tipo di impresa che è riuscita a sopravvivere e che comunque come sono state definite, sono riuscite addirittura a crescere in un periodo così difficile, e le imprese che avranno un futuro ancora più roseo, e per voi sono imprese interessantissime perché sono le imprese, i prossimi clienti sui quali scommettere e quelli che compreranno tanto leasing o tanto debito per riuscire a fare degli investimenti. Dicevo, queste imprese hanno questo filo conduttore che si chiama innovazione. Sono certamente delle imprese innovative. Tanto è vero che noi abbiamo sollecitato al governo l'idea anche di aumentare la platea delle imprese definibili innovative ed è stato immediatamente recepito, tanto che le start-up innovative, che era un provvedimento ancora di un paio d'anni fa del governo, oggi è diventato anche possibile per le PMI. Quindi le PMI possono iscriversi direttamente con un'autocertificazione avendo dei requisiti ben precisi, che sono privativa industriale, un certo numero di laureati all'interno del proprio numero dei dipendenti o due di questi tre requisiti, oppure aver investito almeno il 3% del proprio fatturato in innovazione, in ricerca, sviluppo ed innovazione. Quindi da questo punto di vista siamo riusciti ad ottenere anche buona parte delle agevolazioni che erano state dedicate alle start-up innovative e si è costruito questo pacchetto che diventa poi una scusa, perché in realtà l'emersione delle aziende innovative sta a significare che queste aziende sicuramente sono quelle che sono i più interessanti dal punto di vista di aziende sulle quali puntare. Sono quelle che attireranno di più talenti, sono quelle che avranno più possibilità di crescita e sono quelle che in un certo senso per voi diventano un osservatorio particolarmente interessante, perché di che cosa hanno bisogno le aziende nel prossimo futuro? Allora, agganciandomi a questo discorso, tenete conto che il governo in questo momento ha fatto tantissime cose, ha fatto una rivoluzione, non è ancora stata attuata e non si vede ancora scaricata a terra, ma ha fatto una rivoluzione dal punto di vista normativo. Parlo per esempio dell'Investment Compact, con il Patent Box che non riusciamo a spiegarlo alle imprese perché non è così facilmente metabolizzabile, però è una idea incredibile, perché c'è la detassazione totale dalla contribuzione dovuta, cioè dal reddito dovuto alla proprietà intellettuale, quindi è una cosa che ha superato gli altri stati, c'era già negli altri stati, ma questa cosa l'ha superata. Il leasing si è accelerato negli ultimi tempi perché è bastata cambiare una norma sui tempi, no?
E questa cosa qui lo Stato non lo ha capito, perché lo Stato ha un problema di bilancio e lo avrà probabilmente anche per i prossimi anni. Quindi questa fiscalità, questa idea che comunque debba sempre far quadrare i conti e non si può sforare perché c'è un normatore terzo che si chiama Europa che gli raccomanda, anzi gli obbliga a rimanere dentro certi limiti, fa sì che non si pensa che in questo momento, per la crescita e per agganciare questa modalità di tipo di impresa che deve crescere, bisognerebbe esagerare con gli investimenti. Abbiamo bisogno proprio di investire non solo in beni strumentali, ma investire in personale. Abbiamo bisogno proprio di rinnovare la modalità di impresa. Cosa significa? Che in questo momento l'ideale sarebbe avere una grande disponibilità di liquidità, di capacità di investimento, avere le imprese che hanno quel tipo di caratteristica, vedi imprese innovative, e avere la possibilità che ci sia un quadro normativo che dia l'opportunità di essere perlomeno al passo con gli altri Stati. Lasciando stare per un attimo la problematica fiscale, semplificazione, burocrazia, eccetera, che è il dramma italiano, ma al di là di questo il governo recepisce questa cosa e quindi stiamo discutendo in legge di stabilità, e questa cosa vi interessa moltissimo perché bisogna andare a capire quanto inciderà sui leasing. Stiamo discutendo in legge di stabilità di avere una normativa diversa sugli ammortamenti. Io credo che passerà. Non ne ho la certezza, io credo che passerà, e ci sarà probabilmente una replica del modello francese, che è la legge Macron. Significa che ogni 100.000 di valore reale sono 140 nominali il valore che si può mettere a bilancio per scaricare. È una specie di ammortamento anticipato, perché in realtà si aumenta il valore, anche se questo che cosa comporterà? Benissimo per il leasing, perché in Francia è stata applicata al leasing e quindi applicandola anche in Italia avremmo anzi un ulteriore vantaggio in questo proprio caso. In questo tipo di considerazione ve lo raccontavo, perché voi, secondo me, al di là del prodotto che offrite, l'idea è di andare a capire qual è il target, e su un certo tipo di target, su un certo tipo di imprese non bisogna fare un lavoro normale, bisogna fare un lavoro straordinario su certi tipi di imprese che magari non chiedono nemmeno, perché guardate che le imprese che vanno meglio in questo momento non hanno neanche problemi di soldi. E sono quel tipo di imprese sul quale bisogna insistere, perché sono le imprese che sono da traino, che creano, sono dei capogruppi di filiere, di ecosistemi che funzionano e fanno funzionare le cose, e sono le imprese alle quali va spinta, tutto il sistema dovrebbe spingere nella direzione di riuscire a convincerli di fare di più, che è una cosa che va in controtendenza, perché in un momento così complicato, con le statistiche che sicuramente non volgono a favore, l'idea sarebbe quella di essere molto più conservativi. Tutto sommato, visto che vado molto meglio del mio vicino di casa, è meglio che stia così, senza esagerare. Queste sono le imprese che dovrebbero esagerare. Questa cosa l'avrete con questa prossima legge di stabilità, quindi dovreste, secondo me, attrezzarvi in questo merito. L'altro stimolo che vi do, ma ne abbiamo già tentato di discutere da questo punto di vista, il problema dell'azienda, che è questa anomalia del leasing rispetto al mutuo o al debito. Il leasing, tu hai il debito registrato ma non hai la proprietà del bene. La proprietà del bene ce l'hai nel momento in cui paghi l'ultima rata. Il leasing ha la sua comodità, che può essere in un certo senso ceduto anche prima e questo è la tipicità della leasing autovetture, per esempio, no? Perché cresce tantissimo? Perché sono tantissime anche che lo cedono prima della sua chiusura, quindi in un certo senso il debito invece non lo cedi così facilmente, perché la proprietà è di un terzo, non è tua la proprietà, quindi è facile, in realtà non è che stai cedendo il debito, stai cedendo la proprietà, e l'altro si accolla al debito alle altre condizioni, quindi c'è questo tipo di complessità che in realtà, quando io vado a contrarre un debito, quindi faccio un mutuo o faccio un debito bancario, me lo iscrivo a bilancio, ma il bene è mio. Con il leasing il bene non è mio, ma ho la stessa tipo di iscrizione al bilancio, che sia sopra, sotto la quota d'ammortamento, lasciamo stare, perché va nel castelletto globale. Io ho comunque l'iscrizione a bilancio dell'intero debito, e questa è l'anomalia che secondo me sulla quale bisognerebbe lavorarci, perché o troviamo una modalità che qualcuno si assume il rischio che, siccome il bene è del leasing,
A questo punto quello che fa è un'operazione di affitto, di renting, quindi la proprietà resta in carico a chi lo dà questo bene. Qui bisognerebbe capire quanti rischi ci sono, ma secondo me è un'occasione mostruosa, perché ci sono troppi soldi in giro e quindi io credo che sia possibile caricarsi questa proprietà di bene e andare avanti con il renting, mutuando quello che è stato fatto con Rent to Buy sulle operazioni immobiliari. Quindi si potrebbe fare anche sui beni strumentali. Questa cosa, pensate come cambierebbe dal punto di vista aziendale. Se io non l'ho caricato come debito all'interno del bilancio, quanti investimenti in più posso fare? Se mi carico solo la quota del renting, cioè della parte che è nella prima del godimento del bene, giustamente l'hai detto, a quel punto lì io penso che possa decuplicarsi per quel tipo di aziende che raccontavamo prima. Il dialogo con questo tipo di aziende sarebbe completamente inaspettato, perché in questo momento dice: guarda, tu sei un'azienda che hai questo tipo di prospettiva, non limitarti a comprare un bene strumentale, ma se hai questo tipo di abbrivio così positivo, esagera, esaspera, perché sei nel momento giusto, sei nel ruolo giusto, hai questo tipo di opportunità. Quindi chiudo dicendo, quello che c'è stato, la statistica ormai quasi non è nemmeno più rilevante. Io credo che non vale neanche più la pena di guardare i dati 2007, 2012, non serve più a niente. Il mercato si è radicalmente trasformato e quello che sarà il prossimo mercato futuro sarà probabilmente completamente diverso. Cambierà il tipo di manifattura, cambierà il tipo di PIL di servizi, aziende di servizi legate alla manifattura, e quindi vincerà chi riuscirà a essere più predittivo, che riesce a capire quali saranno i megatrends, su chi puntare, su cosa puntare. Così cambierà il mercato del debito e del credito, assolutamente. Vincerà chi punta nella direzione giusta con delle modalità differenti. Tenete conto questa grande disponibilità, perché è una necessità, grande disponibilità normativa, governativa, ad inventare qualcosa che possa sostenere e accelerare la crescita, che è in fortissimo dubbio. Guardate che per me l'anno prossimo sarà un disastro, perché quest'anno chiudiamo a +1, il primo trimestre sarà molto positivo, ma il +1,6 non ci sarà, perché c'è un fattore internazionale che è disastroso. La Cina, la Germania, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti. Speriamo di riuscire, io voglio essere ottimista e fare il +1,6, il +1,8, +2, ma le situazioni di contesto internazionali in questo momento qui sono veramente molto complicate, molto difficili. Quindi si potrebbe fare con una ripresa dei consumi interni o con un'idea di riposizionamento su alcuni mercati, però stiamo molto attenti, perché in giro per il mondo stanno succedendo delle cose che vanno seriamente valutate, quindi anche per una questione di sovraesposizione. Bene, quindi io vi inizio con questo tipo di logica di provare anche a inventarsi delle metodologie di approccio completamente differenti, cioè non andare a fare delle piccole correzioni o ad aspettare che arrivi l'intuizione del normatore che dice ti riduco di 1 anno, 2 anni. Qua bisogna fare qualcosa di eccezionale, le cose normali non servono più a nessuno. Grazie. Allora, domanda per il professore, visto che il Presidente ha anticipato, no, quella che è la politica del governo, che sta cercando di attuare il governo con la nuova legge di stabilità, confidando anche che appunto questa trasposizione della legge Macron sia effettivamente resa possibile, no? Adesso, da quello che mi risulta, stanno ancora cercando di capire se applicare il famoso 140% oppure scendere al 120%, insomma, però ecco, sempre un problema di pecunia. Quindi politica, quindi è più giusto tagliare, diciamo, in termini di IRES, oppure sostenere gli investimenti, in particolare chi cerca di innovare? Allora, premetto che, diciamo, dei temi di cui ha parlato il Presidente Baban sono me cari. Io faccio parte della task force per la politica industriale del Ministro Guidi, e la mia manina sul patent box e sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo al tempo insieme agli altri colleghi l'avevamo messa, quindi so bene
quello di cui sta parlando è ci sono nel patent box e nel credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo progressivamente, perché è incrementale su 5 anni, fino a più di 1,5 miliardi di, diciamo, facilitazioni a disposizione delle imprese innovative, quindi condivido totalmente, diciamo, l'impostazione su queste imprese innovative e quello che ci siamo detti anche a livello di, almeno di task force, poi da quello che poi è l'ideazione della politica, quello che viene scritto in Gazzetta Ufficiale, ahimè, come sapete, diciamo, il processo è abbastanza casuale. Pure un passaggio parlamentare. Ma prima c'è il passaggio al Consiglio dei Ministri, poi c'è il passaggio a Palazzo Chigi, che è un'altra variabile, e poi c'è il passaggio alle commissioni parlamentari, poi in Parlamento, poi i decreti attuativi. Insomma. Ok, allora, diciamo, partendo dalla definizione in linee generali delle politiche, quello che noi rileviamo è una drammatica assenza di investimenti in Italia e in generale in Europa. In Europa mancano 300 miliardi di investimenti negli ultimi 5 anni fondamentalmente. Il consumo sta riprendendo e comunque tutta la ripresa europea che abbiamo fino adesso è in parte sostenuta dal consumo di beni durevoli, che è una cosa, come dice giustamente il Presidente, che è lì ma potrebbe smettere di essere lì domani, e quindi se non facciamo riprendere anche gli investimenti questo diventa un problema sia dal punto di vista della domanda, nel senso che poi cresciamo meno, sia soprattutto dal punto di vista della produttività e della ripresa, la crescita di lungo periodo, tecnologia e quant'altro. Quindi tutti gli sforzi del governo per sostenere imprese innovative, per consentire a queste imprese di avere risorse per innovare, sono ovviamente, vanno nella direzione giusta. Ci sono però due, diciamo, variabili che vengono alla sua domanda. La prima è che con il radicale cambiamento del settore del credito e quindi soprattutto con i nuovi coefficienti patrimoniali, i nuovi coefficienti di rischio del settore bancario, quel 90% che era la fonte tradizionale di finanziamento esterno per le nostre aziende, arriva fino al 96% per le piccole, cioè il credito bancario, oggi evidentemente diventa una modalità quasi bipolare. Ci sono aziende molto sane che vanno molto bene, a cui le banche farebbero, diciamo, offerte pazzesche pur di dare i soldi, ma queste di soldi non ne hanno bisogno, e ci sono aziende invece che andrebbero bene o potrebbero andare bene se avessero a disposizione linee di credito per andare avanti, ma non sono abbastanza patrimonializzate o sono troppo rischiose per poter avere accesso a questo credito. Poi ovviamente ci sono aziende che vanno male, ma quello fa parte della, diciamo, della normale dinamica competitiva. E quindi il problema è come fare a veicolare risorse, attività di investimento che vadano al di là del normale credito bancario ad aziende che se avessero accesso a queste fonti di finanziamento potrebbero fare il salto di qualità. E questa è un po' una specie di rischio di un'opzione persa, no? Noi rischiamo di perderci una frangia di imprese che se avessero accesso a fonti di finanziamento e a credito potrebbero fare il salto di qualità, che invece se non ce l'hanno rischiano di morire. Questa evidentemente è una perdita di benessere secca per il Paese. Proprio per questo quindi il tema è cercare di destinare risorse a questo tipo di aziende con anche strumenti di finanza innovative, quindi ben vengano anche, diciamo, i suggerimenti, gli stimoli che avete avuto su questo, quindi l'idea che per esempio qualche società possa prendersi in campo, mi pare di aver capito il suggerimento, il rischio di proprietà e quindi, diciamo, il costo d'uso del capitale, e fare da banalmente prestatore in maniera tale che l'azienda abbia accesso al bene strumentale come costo d'uso e non come questo sarebbe una buona soluzione, anche perché, diciamo, eviterebbe di comprimere a bilancio quei coefficienti patrimoniali e quindi poi consentirebbe maggiore spazio. Evidentemente tutte queste cose costano, e a questo punto, siccome queste cose costano, siccome il vincolo di bilancio non è sicuramente quello restrittivo degli ultimi anni, poi vi farò vedere qualche numero, ma è comunque un vincolo di bilancio che deve almeno garantire la neutralità fiscale del Paese, cioè il Paese spesa pubblica aggiuntiva non ne può fare aggiustata per il ciclo, può fare il 2,2, il 2,5, il 2,6 di deficit, ma non può fare molto di più. Evidentemente questa cosa si scontra con la necessità anche di dare qualcosa
a tutti quei cittadini che durante la crisi hanno sofferto. Ovviamente c'è anche un discorso di carattere elettorale, insomma, questo è abbastanza evidente. E quindi il tema è come allocare fondamentalmente questo tipo di risorse. La mia personale valutazione è che oggi il vero discrimine all'interno dell'allocazione delle risorse legge di stabilità e anche la battaglia che si sta facendo con Bruxelles sia quella, diciamo, tra ovviamente le agevolazioni sulla prima casa, quindi o meglio la riduzione o l'eliminazione dell'IMU sulla prima casa versus agevolazioni a livello delle imprese. E su quello, posto che, o per la parte che potrebbe andare alle imprese, la sensazione è che forse non c'è bisogno di un ulteriore calo dell'IRES, ma quanto piuttosto usare risorse per sostenere patrimonializzazione e investimenti, perché se andiamo a guardare il gap, diciamo, di tassazione sull'IRES delle imprese italiane rispetto alle altre imprese europee, l'aliquota ovviamente nominale non è così diversa, anzi noi siamo più o meno alla media dell'Eurozona, siamo molto più in alto per quello che riguarda contributi sociali e tutti i costi aggiuntivi. Quindi forse bisognerebbe lavorare su quelle altre cose, ma quella è una partita molto più complessa evidentemente. Quindi il tema è trovare risorse per sostenere gli investimenti, trovare risorse per sostenere l'innovazione dell'industria italiana verso quella che oggi chiamiamo Industry 4.0, Internet delle cose. In Germania stimano sui prossimi 10 anni investimenti necessari per circa 8 miliardi di euro l'anno. E quindi il problema è come fare a mobilitare risorse pubbliche che possano, ovviamente non sono soldi pubblici, sono soldi delle imprese, ma data la situazione delle imprese italiane, data la bassa patrimonializzazione, dato il credito bancario che su queste attività di investimento rischioso non è più quello di prima, come fare a mobilitare risorse pubbliche che consentano l'attivazione di questi investimenti è oggi il tema centrale almeno del Ministero dello Sviluppo Economico, che penso uscirà nei prossimi giorni con un documento di confronto con voi e con le categorie, sul quale bisognerà poi iniziare a ragionare. Quindi risponderei in questo modo. Grazie. Allora, per rimanere quindi nei tempi, un'altra domanda. Sempre da questa indagine, no, che è stata condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico su queste imprese eccellenti, emerge un dato in qualche modo interessante, perché le imprese che cooperano per svolgere innovazione rappresentano il 20% circa del totale delle imprese intervistate. Stiamo parlando di circa 1000 imprese che erano state intervistate. Ora, quali possono essere gli strumenti per poter consentire, favorire una maggiore sinergia tra le imprese che innovano e le altre imprese, visto che la quota di queste che cooperano alla fine è veramente bassa? Quali possono essere gli strumenti? Beh, allora innanzitutto bisogna capire com'è strutturato il sistema Imprese Italia. Le imprese italiane di grandi dimensioni, quindi con fatturato sopra i 50 milioni, sono 3.150. Quelle di media dimensione sono 19.000 e le piccole imprese sono 183.000. Il resto sono tutte micro, 4 milioni e qualcosa, tanto per darci un'idea della dimensione. Quindi bisogna capire se nella nostra struttura economica l'organizzazione è fatta in modo di creazione di filiere o ecosistemi. Perché capire questo qui? Perché primo è così. Pensate che per ogni media azienda lavorano almeno 274 subfornitori locali. Questo sta a significare che il target non è dal basso, non è interessante andare ad agire su 4 milioni di partite IVA di microdimensione, ma è riuscire a capire se la media azienda italiana ha un margine di crescita, perché questa media azienda, su ogni media azienda che si punta, si fa il bene di 275 aziende. Quindi non c'è nessun moltiplicatore che sia così interessante e così importante per riuscire a capire quali siano le dimensioni dello sviluppo.
In Italia mancano ancora delle medie aziende. Perché dico questo e non mi soffermo sulle grandi aziende? Perché le grandi aziende oggi, io insisto su questa cosa della globalizzazione, della competizione globale, perché è stravolgente la competizione globale e sta cambiando radicalmente tutti quanti i sistemi, ma non solo quello italiano, stiamo parlando del sistema europeo, dei sistemi internazionali. Sta a significare che la grande azienda oggi è obbligata a seguire il mercato. E per seguire il mercato cosa fa? Localizza delle produzioni a seconda di quale è il mercato più interessante, non solo per una questione di costi, ma per prossimità al mercato. Sta a significare che se la macro tendenza è il mercato asiatico, mercato non il produttore a basso costo cinese, ma il cinese che compra, state pur certi che le aziende di grandi dimensioni localizzeranno sempre di più degli impianti produttivi a servizio di quei tipi di mercato. Facendo questa cosa qui è chiaro che la macro azienda, l'azienda di grandi dimensioni, è interessante per quello che può mantenere qui all'interno dei confini nazionali, quindi la testa e l'abilità di ricerca. Però i sistemi a caduta sono più interessanti sulle medie aziende, questa è la verità. E quindi essendo le medie aziende questi portatori di possibile, diciamo, beneficio in caduta, ma essendo le medie aziende particolarmente interessanti perché possono crescere molto velocemente, in realtà questo aspetto su chi, cosa, come si intende l'innovazione, a chi va dedicato, chi sono i front runner, chi sono i leader, quindi l'inchiesta se questo 20%, in realtà basterebbe che questo 20% comprendesse questo tipo di aziende, perché il resto delle aziende sono aziende internazionalizzate per conto terzi. Sta a significare che se c'è un'azienda locale che non è rilevabile statisticamente perché vende al suo fornitore di media dimensione e non è un esportatore abituale, ma la sua azienda alla quale vende, che è di media dimensione, è un esportatore al 90%, anche lui è un esportatore. Perché è questa proprio struttura tipica italiana, che non è assolutamente comparabile a quella francese e tedesca, e che va bene che sia così, che è formata su questa idea che un tempo si chiamava terzismo, adesso spero che possa evolversi in un partenariato più solido, che si organizza in ecosistemi e quindi in filiere. Questo è il discorso. Non esistono più i distretti, ed è giusto che non esistano più distretti, perché l'evoluzione del distretto è che il fornitore specializzato dell'automazione per il settore degli occhiali non vende solo le macchine nel settore degli occhiali, tanto per fare un esempio così banale, ma vendere la sua esperienza, il suo knowledge in altri settori, in tanti altri settori, e quindi non è più distrettuale perché vuol dire non è più settoriale o localistico, ma è diventato più interessante perché è più orizzontale. Esistono sicuramente le filiere, quindi i macro brand che hanno la possibilità di riuscire poi a investire sul territorio perché hanno la necessità di investire sul territorio, ed esistono gli ecosistemi, cioè queste complessità di numero di aziende che interagiscono tra di loro e attraverso questo tipo di cooperazione diventano più competitivi. Sono ancora più interessanti da questo punto di vista. Il più grande ecosistema che esiste in Italia è quello italo-tedesco. Tanto per quello che la mia preoccupazione sulla Germania è molto importante, perché non solo gli diamo 60 miliardi di euro all'anno, ma quello che forniamo alla Germania è esattamente questo. Il bene che tipicamente forniamo alla Germania è un bene strumentale di grande innovazione, grandissima capacità innovativa, qualitativamente eccellente. Questo tipo di innovazione per i tedeschi è interessantissimo perché è a costo variabile. Se hanno mercato comprano, se non hanno mercato non hanno costi. Questo loro lo hanno capito nel tempo. Noi non abbiamo mai perso il 13% delle nostre esportazioni nei confronti del mercato tedesco, perché andando bene il loro mercato noi questa cosa non l'abbiamo mai patita, d'accordo? Mentre da quell'altro punto di vista della logica di come sono organizzati invece gli ecosistemi all'interno della nostra regione europea che si chiama Italia, hanno questo tipo di particolarità sulla quale bisognerebbe insistere, bisognerebbe far emergere chi sono questi front runner, chi sono i nuovi leader. Quindi la configurazione statistica su dire chi è internazionalizzato, chi è innovativo, chi ha la dimensione, in questo modello nuovo di competizione brutale,
insisto sul fatto che sarà sempre più complicato, sempre più difficile, però non voglio dire che andrà male, anzi io penso che andrà bene, perché nella complicazione adesso il prodotto per eccellenza che vuole il mercato è la customizzazione, cioè il fatto su misura. Questo i cinesi non sono capaci a farlo. Il cinese o gli ordina 1 milione di pezzi, perché se gliene ordini 100, di cui 60 fatti in una maniera, 32 in un'altra e l'altra, non lo fanno, non sono capaci a farlo. Non sono capaci a farlo i francesi, perché sono i leader nella grande distribuzione, ma non hanno più le piccole e medie aziende. Non sono capaci a farlo i tedeschi, perché hanno le grandissime aziende e sono organizzati in maniera strutturale, organica, con una disoccupazione del 3,5, hanno problemi di crescita. I tedeschi stanno puntando sul 4.0, che per loro significa l'estremizzazione della produttività, che non è un nostro problema. Non è un nostro problema, perché noi abbiamo ancora una sacca di disoccupazione, che sta a significare che abbiamo disponibilità di manodopera. Questa è una visione che sembra quasi difficile da dire, perché sembra più cinica dire ma no, è l'esaltazione di un problema, invece in un senso di questo tipo di competizione diventa addirittura un'opportunità, che è una cosa incredibile. Quindi chiudendo questo tipo di ragionamento, la valutazione che va fatta prossima futura è diversa rispetto alla rilevazione statistica che è stata fatta fino adesso. È molto interessante capire di queste 19.000, basterebbe organizzarsi su queste 19.000. Se possono diventare 30.000, tanto per buttare lì un numero, se queste 19.000, all'interno di queste 19.000, questi leader, questi front runner, hanno l'opportunità di essere nel settore giusto, quindi seguono i megatrends, se la manifattura digitale, quindi la digitalizzazione, possa essere un grande momento di spinta o di evoluzione di questo tipo di impresa, perché moltiplicate per 274, sempre per un rilievo matematico, ma potrebbe essere di più o leggermente di meno, questo beneficia per almeno 300 volte sulla sottostruttura che si chiama PMI italiana. Quindi noi abbiamo una particolarità, una capillarizzazione, una capacità di costruzione produttiva e industriale che gli altri non hanno. Per una volta dovremo cercare di approfittarne. Grazie. Allora, intanto ringraziamo il Presidente Baban per la partecipazione, quindi l'accompagno.